I tirocini extracurricolari sono una delle modalità con le quali i soggetti più svantaggiati, tra cui i giovani, possono essere inseriti nel mondo del lavoro, ma ci sono altre forme più ordinarie per avviare i giovani al lavoro, a partire dal contratto di apprendistato professionalizzato, che è un contratto di lavoro a tutti gli effetti. Il tirocinio extracurricolare invece non è un contratto di lavoro, è una convenzione tra impresa e lavoratore che al termine del percorso formativo dovrebbe incentivare a tenere insieme la parte lavorativa con la parte formativa. Ecco, per come è strutturato lo strumento del tirocinio extracurricolare, se non viene regolamentato in maniera rigida, può prestarsi a alcune forme di sfruttamento. In Regione del Veneto attualmente la soglia minima di indennità per un tirocinio extracurricolare è fissata a 450 euro al mese per 40 ore settimanali. Dal nostro punto di vista questa è un'indennità assolutamente troppo bassa, che non consente ai tirocinanti di poter, come dire, arrivare a fine mese. E siccome è vero che il tirocinio è una parte formativa, ma è principalmente una forma di lavoro, il lavoro deve essere pagato e non può essere sfruttamento. Quindi con questo progetto di legge chiediamo, tra le altre cose, anche di elevare la soglia minima di indennità per i tirocini extracurricolari a 1000 euro al mese, che è comunque pochissimo, ma non umilia le ragazze e i ragazzi che entrano con questo strumento nel mondo del lavoro. Ci sono un'altra serie di previsioni che rendono più stringenti e più regolamentato l'utilizzo e il ricorso al tirocinio extracurricolare, che sono tutte finalizzate a evitare che appunto il tirocinio si trasformi in una forma di sfruttamento. Sono 26.000 le persone nella nostra regione che nel 2023 hanno attivato un tirocinio extracurricolare, nell'80% dei casi sono giovani under 30, ecco, noi crediamo che soprattutto in una fase nella quale anche nella nostra regione c'è bisogno di manodopera e di giovani competenti e capaci per lavorare, l'investimento su di loro, sulla loro formazione e sul lavoro stabile di qualità e non sfruttato sia un passaggio fondamentale per la regione del Veneto.